una persona con un disturbo dell'apprendimento è semplicemente una persona il cui cervello funziona in maniera non tipica. Diciamo che la parte bella del mio lavoro con i ragazzi è proprio quella, soprattutto con i ragazzi che hanno una diagnosi, è proprio quella di farli uscire dalla loro diagnosi, di non vedere il ragazzo come diagnosi, ma come persona che oltre a quella neurodiversità ha in realtà mila potenzialità. Quindi dico, ok, sei qua da me perché ti hanno detto che hai una dislessia, ma dimmi invece quali sono le tue potenzialità, quali sono le cose che ti piacciono, quali sono le cose dove ti senti forte, dove ti senti bravo, perché ricordiamo che una persona con un disturbo dell'apprendimento è semplicemente una persona il cui cervello funziona in maniera non tipica, non è una persona che ha una disabilità o un handicap, ha semplicemente un modo di funzionare diverso da quello che è la normalità. Bentornati a Campus Cast, il vostro podcast preferito con forti accenti veneti ed orientamenti internazionali. Dagli studi di British School Bassano abbiamo oggi con noi Cinzia Ceriali. Benvenuta Cinzia. Grazie. Benvenuta, ben arrivata lontano rispetto a dove sei originaria. Beh, sì, abbastanza. Dall'altra parte del fiume? È un'altra provincia. Addirittura. Addirittura. Era un confine di un conflitto mondiale addirittura. Siamo qui, ricordiamo appunto a tutti quanti i nostri followers di cliccare sulla campanella in basso a destra per seguire questo e anche le nostre prossime puntate, per ricevere i nostri aggiornamenti e per continuare ad essere appunto coinvolti nei nostri percorsi, nella nostra conoscenza, nelle nostre ispirazioni di professioni, eventi, progetti e persone. La persona che abbiamo con noi oggi, appunto Cinzia, ci fa conoscere un ambito che non abbiamo ancora esplorato nelle nostre chiacchierate. Che onore. Ed è quello della psicologia. Sì. Cinzia ha intrapreso una carriera nel campo della psicologia Sì. in età adulta. Sì, abbastanza. È stata una vocazione adulta, Sì. appunto. Ci hai messo del tempo a pensarci, ci hai messo del tempo a decidere, hai fatto delle esperienze precedenti che ci introdurrai, ci racconterai, appunto, ed hai portato il tuo essere professionista all'ambito dell'ascolto, della condivisione, del benessere psicofisico. E lo stai portando avanti da anni. Sì, una decina d'anni ormai. Una decina d'anni Sì. e con successo. Bah, intanto con passione e mi sto anche divertendo. E questa Molto è la cosa bene, sono fondamentale per me elementi nel ed mio ingredienti della scelta professionale che abbiamo visto essere fondamentali, perché se nella professione non c'è passione, rimane poco di quella parola, Sì. proprio in termini di lettere. Se non ci si diverte comincia ad essere pesante e quindi il benessere della persona stessa che intraprende una determinata carriera, una determinata professione va snaturandosi. È così. Ok. Parlaci di come sei arrivata ad essere psicologa. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Io ho una passione per l'accoglienza e la ristorazione da sempre. Infatti il mio corso di studi è stato in ambito turistico, io sono un perito turistico, ho fatto il turistico al Mazzotti a Treviso. Nell'ultimo anno mi sono appassionata alla psicologia grazie a due insegnanti che si stavano laureando in psicologia oltre alla laurea che già avevano preso per essere insegnanti, e quindi sono partita subito con la facoltà di psicologia. Dopo il primo anno però mi sono resa conto che ero solo un numero. Eravamo più di 1000 matricole e non mi sentivo a mio agio, e quindi mi sono presa una pausa e per altri anni ho fatto altre esperienze. A 27 anni ho detto riproviamoci, nel senso sentivo sempre che mi mancava qualcosa, e quindi dopo 4 anni di lavoro, di esperienze, mi sono iscritta al secondo anno e sono andata dritta fino alla laurea, e poi ho fatto il tirocinio all'esame di Stato. Dopo l'esame di Stato ho avuto un altro momento di dubbio, ma il dubbio soprattutto per il fatto che non mi sentivo abbastanza strutturata, abbastanza preparata io come persona, abbastanza solida per poter essere d'aiuto alle altre persone. E quindi avevo bisogno di fare un percorso personale, un percorso mio prima di poter essere d'aiuto agli altri.
Ho cavalcato la mia seconda passione, che è appunto quella della ristorazione, e subito dopo l'esame di Stato ho fatto un esame che c'era una volta, che è l'esame del REC, e ho aperto un'osteria con cucina. E quindi per un po' di anni ho lavorato nella ristorazione. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. Ho sempre coltivato l'aspetto psicologico aiutando e formandomi con famiglie che hanno problemi alcol correlati, quindi a livello di volontariato ho continuato a seguire il filone anche della psicologia e dell'aiuto, quindi sono diventata formatrice in ambito dei problemi alcol correlati, quindi non è che ho abbandonato del tutto Il mondo dell'osteria. Il mondo dell'osteria né il mondo della psicologia, quindi andavo un po' in parallelo in quel momento, solo che l'osteria era il mio lavoro, la ristorazione era il mio lavoro e la parte, diciamo, più psicologica, più d'aiuto era volontariato. All'età di 40 anni, dopo essermi sposata e dopo aver cambiato vari lavori, vari posti, mi sono guardata, ho aperto il mio cassetto dove c'era dentro il mio sogno di psicologa e ho detto adesso è ora, adesso sono pronta. E quindi mi sono guardata intorno, ho cercato di capire da dove sarei potuta entrare, perché naturalmente dopo diversi anni che sei fuori dall'ambiente devi comunque riformarti, no? Devi metterti al passo con i tempi, anche se la psicologia è eterna, cioè è sempre moderna, diciamo, però ci sono delle cose, delle materie nelle quali ti devi formare continuamente. E ho pensato da dove posso partire per essere sicura di lavorare. E ho pensato all'ambito dell'apprendimento, perché è un ambito che è molto tenuto in considerazione dalle famiglie e dove sapevo che ci sarebbe stato lavoro, quindi ho fatto un corso di approfondimento a Milano grazie a questo sui disturbi dell'apprendimento. Grazie a questo corso ho iniziato un tirocinio in ospedale al consultorio e ho lavorato 1 anno e mezzo là in ospedale, ho imparato bene le tecniche delle varie della testistica, quindi ho imparato bene a fare tutti i test per la diagnosi di disturbi dell'apprendimento e soprattutto ho iniziato a creare dei percorsi di potenziamento per i ragazzi, grazie ai quali poi ho cominciato a lavorare. Nel frattempo ho seguito l'altra mia passione, che è quella per le famiglie, la passione che avevo tenuta viva grazie al lavorare con le famiglie con problemi alcol correlati, e quindi mi sono iscritta al corso di mediazione familiare sistemica, che è un corso di 2 anni che ti dà tecniche di mediazione per lavorare con famiglie, soprattutto con coppie di genitori che sono in difficoltà a livello di comunicazione. E quindi quello è l'altro ambito, grosso ambito nel quale lavoro, quindi le coppie e la genitorialità. La tua area di interesse quanto si estende? In termini geografici intendo. In termini geografici anche una trentina di chilometri. Io ho ragazzi che vengono da San Zenone, quindi qua vicino a voi, ho ragazzi che vengono ho seguito ragazzi dalle parti di Castelfranco, quindi sì, più o meno una trentina di chilometri. Con base, sede a? Con sede a Vidor. Vidor, appunto, sì. Non l'abbiamo ancora notato. Certo. Abbiamo parlato di oltre il fiume, ma non abbiamo ancora detto nello specifico dov'è. Troverete informazioni e link sulla attività direttamente nella sinossi di questo video e di questo audio. Sì. Una domanda che volevo farti è, una volta introdotto quello che un attimo è stato il tuo percorso e quelle che sono le attività che tu stai svolgendo in questo momento, quali esperienze? Ne hai citate diverse, ma una in particolare che magari in un contesto trasversale come è quello dell'osteria lo trovo sempre un ambiente arcaico in un certo senso, perché all'interno dell'osteria si incontrano prima di tutto tante generazioni, tanti tipi di categoria sociale, tante abitudini, così come si incontrano momenti di condivisione, si creano momenti di condivisione, di dialogo, sia individuale che di gruppo. Una citazione di un vecchio telefilm diceva che il banconiere, il barista, anche il cameriere a volte è un po' di servizio,
un po' filosofo e un po' psicologo. Riesce a trasferire appunto un ingrediente da una bottiglia a un bicchiere, che poi si trasforma in nutrimento sia del corpo che dell'anima, molto spesso, e anche della personalità, della persona che sta dall'altra parte del bancone o seduta ad un tavolo in questo caso. È molto curioso che la tua evoluzione passi appunto per questo contesto, questo ambiente che, diciamoci la verità, in Veneto in particolare, vede la genesi di persone, situazioni, imprese anche. Sì. L'osteria, per me, da Veneto, è un luogo simbolo. Per te è stato un luogo di transito, ma allo stesso tempo mi viene da pensare e mi viene da credere anche un luogo di riscoperta personale e di ricerca della tua vocazione attuale, ok? Che è quella che ti sei sempre portata appresso. Senza fare nomi, giustamente, c'è un episodio nell'osteria, anche più di uno volendo, che ti ha fatto dire, ecco, io sono in questo luogo, ma so che ciò che sto facendo qui può essere declinato in l'essere psicologa, l'essere appunto proiettata all'ascolto, al dialogo, alla, devo dire, terapia anche, in modo tale da poter far sentire bene le persone, non soltanto con un'ombra de moro, ma anche con ben di più, ecco. Sì, non c'è un episodio in particolare, però in osteria proprio dove lavoravo, quando ero nella mia osteria, dove avevo anche più libertà di movimento, dove ero io che chiudevo la sera, che aprivo la mattina, mi sono resa conto che le persone, anzi me l'hanno anche detto, si fermavano molto volentieri a parlare con me, non solo per il caffè, non solo per il piatto di pasta, ma poi stavano lì anche a chiusura, anche dopo chiusura, e si fermavano a parlare. E soprattutto io ho scoperto che a me piaceva molto ascoltare. Più che raccontare di me, piaceva molto ascoltare. Io sono un'assetata di storie degli altri e credo che questa sia una delle cose, delle caratteristiche principali che deve avere una persona che fa il mio lavoro. Perché nel mio lavoro tu non devi dare soluzioni, non devi dare risposte, ma devi filtrare le storie delle altre persone e fare in modo che loro trovino le loro risposte. E avevo già questa tendenza, no, di farmi raccontare le storie e poi di dire, ma in base a quello che mi hai detto tu, cosa faresti? Non chiedere a me che cosa devi fare. Prova ad analizzare le cose che mi hai detto e a trovare un'altra soluzione. E mi sono resa conto che mi veniva naturale. E quindi da là è partita un po' la voglia di di farlo in maniera più strutturata, ecco. Le carte le avevi in regola? Sì, ecco. Perché avevo già fatto anche l'esame di Stato, quindi non mi mancava proprio niente. Solo l'iscrizione all'albo, che è una formalità, e basta. E appunto avere più strumenti. Ecco perché mi sono diretta verso Milano col mio trolley e ho fatto questo corso sui disturbi dell'apprendimento. In questo caso ti sei dedicata e stai portando parte della tua professione verso appunto i disturbi dell'apprendimento. Le casistiche che stanno diventando sempre più frequenti, sempre più presenti, anche perché più attenzione da parte del processo educativo è portata verso quello che magari una volta veniva semplicemente descritto come il ragazzo è distratto, non è attento, adesso si comincia a dare dei nomi, da diversi anni si è iniziato a dare dei nomi, si è iniziato a dare anche a volte delle sigle che possono essere positive come riduttive in determinate circostanze. Ovviamente ciò che viene magari percepito o intuito va poi analizzato, diagnosticato e, una cosa che mi piace molto, ascoltato. Diciamo che la parte bella del mio lavoro con i ragazzi è proprio quella, soprattutto con i ragazzi che hanno una diagnosi, è proprio quella di farli uscire dalla loro diagnosi, di non vedere il ragazzo come diagnosi, ma come persona che oltre a quella neurodiversità,
che lo porta alla diagnosi, ha in realtà mille potenzialità. Quindi io solitamente cioè sempre, non solitamente ma sempre, parto dalle potenzialità. Quindi dico, ok, sei qua da me perché ti hanno detto che hai una dislessia, ma dimmi invece quali sono le tue potenzialità, quali sono le cose che ti piacciono, quali sono le cose dove ti senti forte, dove ti senti bravo. Perché ricordiamo che una persona con un disturbo dell'apprendimento è semplicemente una persona il cui cervello funziona in maniera non tipica. Non è una persona che ha una disabilità o un handicap, ha semplicemente un modo di funzionare diverso da quello che è la normalità. La parola normalità a me non piace, perché la normalità è decisa da qualcuno, no? Si tratta sempre di standard, esatto. in quanto tali esatto. possono essere inclusivi, sì. ma sicuramente non lo sono per quanto riguarda questi micromondi di altro. Esatto. Ma comunque anche se è altro è sì. esistente, non dobbiamo dimenticarci. Infatti le diagnosi sono finalizzate soprattutto a dare la possibilità a questi ragazzi di sentirsi a loro agio in una scuola che è strutturata in una certa maniera. Se magari questi ragazzi fossero nati in altre culture, in altre realtà, con scuole che funzionano in maniera diversa, il disturbo dell'apprendimento, o meglio, la loro neurodiversità non sarebbe nemmeno stata notata e non avrebbe bisogno di essere attenzionata o indirizzata. Quindi anche perché solitamente i ragazzi che hanno un disturbo quello che noi chiamiamo disturbo dell'apprendimento, hanno altissimi potenziali su altri aspetti. Quanto cambia per un ragazzo sentirsi ascoltato? Tutto. Ti faccio l'esempio, se posso, di un ragazzino. Volevo chiedertelo. Anzi, due. Uno è proprio eclatante, di un ragazzo che hanno. Ragazzo o ragazza? Sì, in questo caso, in questo okay. caso un ragazzo. In quel caso era in terza media, mi sembra, sì, quindi 14-15 anni, che è venuto da me un po' di volte, poi a un certo punto vedevo che comunque sulla sedia era un po' irrequieto, ho detto dai che usciamo. Avevo delle bombolette spray, no? E avevo dei pezzi di muro che avrei dovuto demolire, gli ho detto dai scrivi quello che vuoi. E lui ha scritto in grande benvenuti in paradiso, no? E io ho detto cos'è, una citazione di una canzone? No, mi fa è perché io qua mi sento in paradiso. E gli ho detto come mai? Cioè cosa succede? Cosa ho fatto? Gli ho detto no, non hai fatto niente, ma tu mi ascolti. E allora là è molto forte. E allora là ho avuto davvero un momento emozionante. Gli ho detto, sì. Da genitore mi sento di dire è molto forte pensare che effettivamente è la differenza di contesto che crea anche una forte differenza. È più facile magari per chi ha delle difficoltà di espressione rapportarsi a una persona terza. Tu hai a che fare anche con l'ambiente famiglie. Sì. Quello che succede all'interno delle famiglie. Certe dinamiche familiari sono talmente radicate su alcune routine, alcuni contesti che non permettono l'ascolto e non permettono neanche il dialogo. Certo, io per esempio con bambini più piccoli non comincio neanche a lavorare con i bambini se prima non faccio degli incontri con i genitori, perché devo capire il contesto. Sì, è vero che da me magari si sentono ascoltati, trovano uno spazio loro, però è anche vero che poi dal mio studio escono e se a casa o nel loro ambiente o anche nell'ambiente scuola non trovano ancora spazio, cioè non trovano altro spazio, non si modifica niente, può aiutare il lavoro che facciamo in studio da me, ma in maniera limitata. Se invece viene modificato qualcosa anche nell'interazione con i genitori, allora il cambiamento, la crescita è di tutta la famiglia ed è duratura. Quindi io più è piccolo il bambino, più tendo a proporre percorsi con i genitori piuttosto che con i ragazzi. Una domanda che volevo farti è questa. Quanta psicologia fai a te stessa? Allora, io studio tanto, ma anche penso tanto. Per qualsiasi nuovo caso, non è bello chiamarli casi, però insomma per qualsiasi abbiamo detto persona che mi porta le sue difficoltà,
non mi limito all'intuizione, no? Magari cerco il libro che ho studiato, cerco il corso che ho fatto, mi formo molto prima di affrontare soprattutto temi delicati. Questo mi aiuta anche a tirar fuori da me quelle che sono le idee cristallizzate, i preconcetti su quel tipo di argomento. Mi è capitato per esempio una persona, soprattutto quando si tratta di tematiche, parlo di adulti ma anche di giovani adulti, le tematiche legate alla sessualità, al genere, no? Ci sono delle idee che vengono a volte dalla cultura, a volte dalla famiglia, ma che sono un po' cristallizzate dentro di noi, e a volte scardinare queste cristallizzazioni aiuta a capire meglio l'altro, no? Quindi la psicologia che faccio su me stessa è quella un po' di destrutturare le mie idee preconfezionate, preimpostate o cristallizzate per aprirmi all'altro pienamente, senza avere pregiudizi e senza avere anche un impatto giudicante, perché la persona che viene da me perché è in un momento di fragilità. Ed è tanto facile con una frase, con un giudizio, con una parola demolire la persona. E su questo bisogna lavorarci tanto, sull'astenersi dal giudizio. Una delle cose che ho trovato utile nell'aver aspettato tanti anni per diventare psicologa è proprio che io a 30 anni non riuscivo ad astenermi dal giudizio. È una delle cose che mi ha frenato nell'avviarmi subito alla professione, perché mi schieravo. Adesso ho le mie idee, ho i miei valori, so quali sono, so da che parte sto, ma nel momento in cui sono davanti a una persona non è importante da che parte sto, è importante capire l'altro. E questa è una cosa che, ammetto, a 30 anni non sarei riuscita a fare. Adesso non dico che è facile, ma riesco a farlo. Il carico empatico. Non so se mi sono spiegata, perché ti sei spiegata benissimo, perché appunto è sempre più facile fare il tifo e sempre più difficile capire, o perlomeno dire voglio capire. Una delle cose a cui tenevo da parte tua e che noi cerchiamo sempre di trasmettere a chi ci ascolta, a chi ci guarda, è un suggerimento, un'idea, uno stimolo sul come intraprendere non necessariamente la carriera di psicologa, no? Ma sulla metodologia che ti porta a scegliere una determinata professione, non tanto al cosa scegliere, ma il come fare quella scelta. Okay. Abbiamo capito che tu ti sei presa del tempo, tu hai sfruttato quel tempo per ricavare elementi dall'esperienza di vita non psicologa e poi tradurla, declinarla, interpretarla nella vita di psicologa, sia per quanto riguarda gli interventi individuali che gli interventi di gruppo, di famiglia, sia per quanto riguarda appunto determinate casistiche e l'apprendimento in questo caso. Mi viene da domandarti che mantra ti dici e che mantra potrebbe essere trasmesso o suggerito. Poi ognuno è libero di scegliere se utilizzarlo, se ricordarselo, se scriverselo, se metterselo, tanto anni 90 quello che sto per dire adesso, in una delle pagine della smemoranda, ma c'è un qualcosa che tu, professionista, continui a ripeterti, continui a dirti, oltre alle regole che ti sei data, come dire, di decristallizzare certe opinioni, certi diciamo frange di tifo che fai per alcune scelte, alcuni valori su cui magari reggi tutta quanta la tua vita. Capisco essere estremamente difficile da un punto di vista, come dicevo prima, empatico, affrontare determinate situazioni. Dimmela. Allora, io dico spesso alle persone che entrano in studio, ma lo dico spesso anche a me stessa, dimenticati la parola ormai. Ormai è tardi, ormai non posso più, alla mia età cosa vuoi? Cioè, la parola ormai, secondo me, andrebbe abolita, nel senso che c'è sempre un'altra possibilità, c'è sempre un'altra opportunità e c'è sempre un'altra strada, sia per la carriera,
sia per la vita affettiva, sia per le amicizie, cioè per qualsiasi cosa, finché c'è vita. Ho letto da poco L'arte di ricominciare. Ecco. E anche lì la parola ormai è bannata. Perché io proprio in questo periodo mi sto rendendo conto di avere tanti utenti, giovani adulti, ma anche sulla fascia dei 45-50 anni, no? Che è una delle età di crisi, diciamo. Io lavoro molto nell'età di crisi, la crisi è semplicemente un passaggio, e quindi ci sta. Che dicono che sono insoddisfatti della loro vita, che sono insoddisfatti delle loro relazioni, però dico vabbè, ma ormai, e io dico dimenticatevela questa parola, non solo perché io a 40 anni sono diventata psicologa, ma perché finché c'è un guizzo, finché c'è un sogno nel cassetto, vuol dire che c'è voglia di fare, vuol dire che ci sono delle possibilità. E quindi bisogna cavalcare l'onda, cioè bisogna... Ormai in questo caso sarebbe sinonimo di paura, o meglio mascherare quella che è un freno, un'altra delle cose a cui noi andiamo sempre incontro è dire perché avere paura di sbagliare? Sbagliare non è altro, come hai detto tu, un modo per fare un passaggio, per arrivare a qualcosa di migliore, se non addirittura per scoprire qualcosa di nuovo. Non è detto che uno sbaglio non sia soltanto un errore, anzi uno sbaglio potrebbe essere ma si può fare anche così. Certo, io proprio l'altro giorno ho fatto una discussione con una ragazzina che ha la media alta dal 7 in su, no? E ha preso un 6,5. E quando mi è arrivato, che ho preso 6,5 in quella tesina, finalmente che hai preso un voto che non ti va bene. E mi fa, ma perché mi dici così? Perché adesso puoi capire come migliorarti. Perché finché prendi tutti i voti che ti vanno bene, tu non ti chiederai mai come posso migliorare, dove ho sbagliato. Finché non si casca, non si rialza e non si cresce, c'è poco da fare. E quindi l'errore, l'aver sbagliato strada, rendersi conto che non è che il lavoro che sto facendo non mi fa felice, è importante. E è vero che per alcuni anni della nostra vita, soprattutto se si hanno figli, bisogna anche pensare a quello che entra, a quello che esce, cioè quindi all'economia della famiglia, diciamo. Però questo non deve essere un alibi per non provarci, ecco, e per poi dover dire ormai è tardi, no? No, questa è proprio una cosa su cui io batto tanto, anche perché tante volte noi diamo colpa, siamo magari depressi, siamo spenti e guardiamo fuori di noi, no? Ma non guardiamo dentro alle possibilità che abbiamo per tirarci fuori, no? Da questa situazione stagnante, e quasi sempre è dentro di noi la risposta. Sì, con buona pace di Vasco Rossi, ormai è tardi, è meglio assolutamente no. No, posso tornare sul discorso della trasversalità? Sì, perché è una delle cose che mi hanno colpito, sì. Appunto, condivido con te quella trasversalità dell'osteria, a me piace tanto come simbologia, ma anche proprio come argomento di espansione del concetto di psicologia. Allora, io ti parto da una piccolissima premessa. Quando ho fatto il colloquio per la mediazione familiare e ho raccontato tutta la mia storia, non travagliata, però con varie tappe, il formatore mi fa, ma non le sembra di aver provato tante cose, aver fallito in tutto? Io l'ho guardato e ho detto, che? No, effettivamente no, a me sembra di aver accumulato tante esperienze. E in effetti questa cosa non si è smentita, perché io per esempio con una ragazzina che veniva da me prima per la scuola, però poi abbiamo lavorato soprattutto a livello relazionale e emozionale, mi sono accorta anche lei. La maggior parte dei ragazzi che vengono da me sulla sedia è come se avessero le puntine. E allora le ho proposto di cucinare. Noi abbiamo fatto un anno di sedute in cucina, cucinando piatti dolci, piatti salati, e mentre cucinavamo parlavamo del più e del meno, però poi parlavamo anche delle sue difficoltà. E questa modalità l'ha fatta aprire. Non eravamo più tutti concentrati su di lei, eravamo concentrati sul cibo, ma mettendo le mani in pasta sul cibo lei si è rilassata e ha capito che poteva lasciarsi andare. Questo suona benissimo. Finché ad un certo punto mi ha detto, Cinzia, basta cucinare, adesso sono tranquilla. E abbiamo ripreso le sedute in studio, però ci è voluto quasi un anno.
con un'altra ragazza, questa volta una ventenne ex sportiva che aveva abbandonato l'attività sportiva e non si sentiva bene nel suo corpo. Gli ho detto la prossima volta metti le scarpe da ginnastica, io sono una marciatrice, io faccio marcia di regolarità, quindi un'altra mia passione sono le camminate e l'aria aperta e abbiamo fatto la seduta nelle colline, camminando. C'è una salitella dietro casa mia, per fortuna. Le ho detto adesso da qua fino in cima non parliamo, tu concentrati sul respiro, concentrati su ogni muscolo del tuo corpo. E quando è stata in cima ha detto era tanto che non mi sentivo più a livello fisico. E da là siamo partiti, abbiamo fatto diverse sedute camminando e parlando. Questo per me è trasversalità, questo per me è usare esperienze non imparate all'università, non imparate sui libri, ma imparate sulla vita, nella vita, e portarle dentro lo studio o fuori dallo studio, no? E rispetto a questo io posso dire di non essere una psicologa classica, sono un po' fuori dagli schemi, però forse è quello che mi piace della mia professione, no? È quello per cui io posso dire quando faccio il mio lavoro mi diverto, perché non è mai la stessa cosa. È forse anche quello che diresti a prossimi psicologi? Sì, dovete divertirvi, ma divertirsi non vuol dire prendere le cose alla leggera, perché come ho detto prima, io studio tanto. Divertirsi vuol dire intanto essere se stessi, anche se di fronte hai sempre persone diverse e un pochino devi modularti con le persone, però non perdere mai di vista chi sei tu e quali sono le cose che ti fanno stare bene, perché se tu non stai bene non puoi far star bene l'altro e l'altro se ne accorge. È questo. Sì. Sì, questo sicuramente a futuri psicologi. E anche non aver paura di osare, non aver paura di provare, non aver paura di inventarsi qualcosa di nuovo e di sperimentare, no? È stata una chiacchierata densissima e intensissima, quindi Cinzia, grazie mille, è stato veramente Grazie a voi. Bello e una stupenda esperienza. Per chi volesse contattare Cinzia, i suoi link saranno presenti appunto nella sinossi di questo video e di questa chiacchierata audio. Ricordatevi di cliccare sulla campanella in basso a destra per seguire tutte le nostre discussioni, chiacchierate, aggiornamenti, puntate presenti e future. Ringraziamo Kawabanga Productions e Alchimie Venete per il supporto tecnico nella produzione di questo e di tutti i nostri video. Avete una storia da raccontare? Avete un evento che ha segnato o che andrà a segnare presto non soltanto voi ma anche chi vi sta attorno? Avete una professione curiosa o avete una professione che state interpretando e declinando in modo originale? Oppure vi sentite pronti a trasmettere un messaggio e ispirare chi magari ancora non ha scelto o non ha deciso cosa fare del proprio lavoro, della propria vita, delle proprie esperienze? Siete i benvenuti. Dove c'è Cinzia oggi qui con noi, saremo felici di avere anche voi. Contattateci in DM e ci vediamo anche da questa parte dello schermo. Una buona continuazione a tutti voi. Grazie ancora Cinzia. Grazie a voi di questa opportunità. A presto. Molto bene. Bene. Ti do un abbraccio. Grazie mille. È stato proprio bello.